you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock. Siamo col mister del Garda, Stefano Gaccione, benvenuto. Arriva un risultato molto stretto tutte e due le squadre, la Leonicena ha prevalso, però è stata una bella partita d'alta classifica. Che cosa ne pensi? Sì, è stata una bella partita combattuta, il primo tempo penso che a favore nostro siamo andati bene, molto bene al primo tempo, il secondo tempo siete è uscito un po' il violoncello, solo che alla fine gli episodi sono quelli che fanno la partita. E siamo andati in vantaggio, però due episodi a favore vostro hanno fatto in modo che vinciate voi. Che cosa ne pensi di questo campionato che probabilmente per certi versi ha poco a che fare con una Serie D e con risultati così equilibrati? È un campionato abbastanza equilibrato, non c'è un ammazzacampionato, non c'è una squadra che dici ha un tasso più alto rispetto agli altri, quindi è un campionato molto, molto strano da questo punto di vista perché sono parecchie squadre che sono tutte lì, siamo 8-9 squadre che siamo tutte in zona playoff, ecco. Quindi è un campionato abbastanza equilibrato da questo punto di vista. Mister Tragnago, 3 punti, la Bombonera è esplosa, un risultato strettissimo col Garda, però è una vittoria. Sì, stasera non contava la prestazione, contava solo il risultato, però oltre al risultato è venuta anche un'ottima prestazione a livello di caratteriale, di grinta e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo dentro. Primo tempo giocato, finito sullo 0-0, molto equilibrato, forse con il pallino del gioco del Garda. Poi nel secondo tempo siamo usciti con la nostra freschezza e siamo riusciti a far nostra la partita. Voglio solo, non lo faccio quasi mai, ma stavolta mi sento di elogiare i due portieri che secondo me sono stati i migliori in campo. Questo la dice lunga in un campionato equilibratissimo. Adesso inizia il bello. Sì, adesso guai ad abbassare la guardia, adesso inizia proprio il bello. Siamo tutte squadre appaiate, a distanza di 2-3 punti siamo in 5 squadre e quindi alla fine arriverà ai playoff chi sbaglierà di meno. Quindi è fondamentale non prendere sto gamba nella prima né l'ultima in classifica perché ogni partita ha la sua storia e ogni partita ha le sue insidie ed è sempre dura finché l'arbitro non fischia.